Non le faremo sconti, dice a Carlo Nordio la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Federica Santinon, ma con la sua nomina a ministro della Giustizia abbiamo assistito ad un deciso cambio di passo. Ed è un cambio di passo apprezzato, a giudicare dagli applausi, l'ultimo in piedi, che hanno scandito l'intervento di Carlo Nordio alla sede dell'Unione Triveneta degli Avvocati a Venezia. Nordio ribadisce che il programma di governo prevede la separazione delle carriere di giudice e pubblici ministeri, ma che in questo momento di crisi vanno privilegiate le riforme che anche nel campo della giustizia possano incidere positivamente sull'economia. Dal punto di vista del diritto civile, l'accelerazione dei processi, la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure e dal punto di vista penale la completa revisione dei reati contro la pubblica amministrazione, a cominciare dall'abuso di ufficio, che paralizzano l'attività amministrativa, ispirano nei sindaci la paura della firma e quindi incidono negativamente sui diritti del cittadino e anche sulle attività economiche. Lotta alla carenza d'organico, semplificazione delle procedure, aumento del budget per la giustizia sono le grandi sfide da vincere nella riforma di un settore che sconta una contraddizione storica. La contraddizione più lacerante è che si parla di reati di apologia del regime fascista che vengono puniti in base a un codice fascista firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, mentre abbiamo un codice di procedura penale firmato da un eroe della Resistenza che è stato demolito perché è in contrasto con la Costituzione nata dalla Resistenza.